Vedete anche chissà come alza di nuovo le mani e non fa fallo. Cioè, a un certo punto, quando tu cominci a prendere le bastonate, devi anche entrare nelle gambe e dire basta così. E là è questione di amor proprio. Si danno le colpe a Conte, tutto quello che vuoi tu, ma serve l'amor proprio di alcuni calciatori che non ce l'hanno. Dai, c'è il timer, così capiamo dove sto reagendo a che cosa. La formazione, già sapevamo, vabbè. L'inquadratura sembra quella della Brugia, non ci credo. Speriamo che McTominay non si fa niente. Posso dirvi altro? No, veramente, già dicere agli amici belli. Ma l'inquadratura è quella là della simulazione, aiutate. Vai Luca, mamma mia. Vabbè, Scotti c'ha una grande palla. Va bene, bello Oriali, bello. Quello è uno dei problemi, che non hanno inquadrato abbastanza Oriali nelle ultime partite. Vai a chissà, vai. Luca, non ho capito, cioè hai protetto una palla che stava andando fuori. Fammi capire. No. Cioè stai cadendo. Tira, no? Tira il pallone cercando di colpire gli avversari. Bravo Luca con quello. Mamma mia, bella palla Gilmour. De Bruyne. Chi arriva? Bravo Politano. Politano è pazzo. No, Dennis Mann no, Dennis Mann, Milinkovic, Savic. E qua ne ho chiumeret. Mamma mia. Tra Anghissà e Spine se lo sono proprio guardati, Calma, Savic, calma. Non vedo né i palloni che stanno a bordo campo né i raccattapalle. Ognuno se la veda. Bravo Luca, bravo. Bravo Luca, dai, le stai bloccando le palle, dai. Bravo Spina. Dai, voglio sfruttiamo i corner, che siamo scarsi sui corner. Leggevo una statistica, abbiamo il terzultimo posto in Serie A per cross riusciti. Bravo Kevin. Mai fallo questo di Gilmour, mai fallo. Beckham attento. Bravo Spina, lieva da Luca che gestiva McTominay, dai. Ecco, stessa situazione che ha portato a quel tiro di Pedersen, che sbagliamo in appoggio e poi ci dobbiamo... Siamo rientrati, dai. Siamo rientrati! Fuori gioco. Signori, fuori gioco, ma di pochissimo, se è vero. Madonna mia. A posto, bella, che paura. Mamma mia, no. Savic, Wagyu, a penna rossa. Vai Luca, vai subito da una parte e dall'altra, non si capisce niente. Luca! Madonna santissima. Ma io le marcature troppo male, mamma mia. Piglia Polità, vai. Bravo Scott, che palla. Il controllo di Luca. Non ti arrabbiare. Il controllo era l'idea era buona. A seguire col sinistro l'hai toccata un pochino. Ci siamo quasi. McTominay l'ha messo in porto 2 volte. Non ti arrabbia. Bravo Gilmour. Vai Luca, esatto. Bel contro. Bravissimo. No, e là la devi passare. Va bene che ti sei preso il giallo, ma là la potevi passare. Va bene. Non devo essere proprio calmissimo. Grande lavoro qua. E qua, non lo so, sembra che si è sdonocchiato da solo. Si è sdonocchiato. Ma va bene. Pino proprio in porta quasi. Bravo Anghissà, bravo. Bravo Spina, yes! McTominay, yes! Esatto, esattamente. Qua, lui. Rabbioso, lo sapevo. E come mi piace Spina. Col sinistro, adorabile come qua. Aiuto. Beh, il piede giusto. Te ne ragiono Conte o no? Nel senso, io volevo Lang al posto di McTominay perché sta fatto male, non rischiava. La sbloccava mio nonno la partita. Vai. Tutti in difesa col pullman. Non è vero. No, è proprio un gol che ti aspetti da Luca. Ma anche da McTominay. Che gol che ha fatto questo. Bellissimo il cross di Perisic, c'è bellissimo il colpo di testa. Che vuoi pigliare? Niente. Bella la partita di Champions, aperta, segni di qua, segni di là, come vi avevo detto. Paramount Plus, si è bloccato tutto. Non era manca un colpo di testa, la proprio buongiorno l'ha fatto. Oh Gesù.
Gesù, Gesù, vabbè. Io pensavo che era una torsione incredibile alla Pampa Soul. Bravo Politano, vai di Lorenzo Scotti. Scotti! Questa è una partita dispendiosa. Vai Luca! Rigore al 100%. Devi andarlo a rivedere, è rigore per forza. Che cos'è questo contropiede? È rigore? Non guardo. Il gol non vale, non può essere. Andiamo a rivedere che deve essere rigore su di Lucca, perché Lucca anticipa e viene buttato a terra. No, e voglio vedervi protestare, perché qua guarda, lo anticipa lui. Esatto, e viene preso in scivolata senza dubbio. State controllando perché non vi vedo controllare. Voglio rivederlo più volte perché non mi sembra che l'ha anticipato Lucca. Poi i replay non sono chiari. Vabbè. Oh, il giallo su Spina. Va bene, l'arbitro è andato completamente nel pallone. Gli arbitri internazionali. Vediamo come va a finire questa partita. Bravissimo Lucca. Bella palla. Ah, Gilmour un po' troppo lunga, va bene. Ah, il fallo su Beuk, ma non lo chiama. Vai, no, continua. Giocano bene loro, Sono palla a terra, tranquilli proprio. Va bene, molto male. Piccioni internazionali che secondo me faranno discutere o hanno fatto discutere ieri. Voi lasciate il like a prescindere, vero? Eravamo, si dice bellini, tra virgolette essere bellini. Bellini. Eravamo bellini. Dai amici bellini, cambiamo un po' l'aria di questa partita, Vedi che Lucca, paradossalmente Lucca non sta giocando male, questo è il problema. Intorno a lui vedo un po' di distrazione, molto imprecisi. Ma quello che vedo io è una partita aperta di Champions, dove può succedere di tutto perché il ribaltamento di fronte. Le squadre di Champions vanno rispettate tutte. Poi su quel fatto di Lucca qualcuno ha detto no, palla piena, forse l'avete vista meglio di me, quindi non mi lamento più. Vai Spina, bravo, che ogni volta che te lo fai può essere pericoloso. Piglia Lucca, piglia. Chi lo accompagna? Bravo, vai anche sa, mettila bene. Ah! Vogliamo sfruttare un poco meglio i piazzati. Niente. Ma non è può tirare De Bruyne pure alla da parte, no? A tu caccia da. Vabbè. Eccolo! No, piglia Politano, piglia. Gilmour pericolosissimo, non ci posso credere. Stai solo tu. Beuk ma te l'ha pure detto. No vabbè, No, perché a me sta pure bene fare le pulci a Conte e capire come si può far giocare meglio sta squadra. Però individualmente le vedete, no? Le cose che stiamo facendo. Mamma mia, guarda la quanti spazi. Ciao. Giusto. Ciao, tennisman. Ci siamo disuniti. Va detto, tutti storti. Mamma mia. Buongiorno saltato in dribbling come il burro proprio, la palla in mezzo alle gambe. Signori miei, che sta facendo Lang che si spruzza l'acqua santa? Vabbè, anch'essa. Vediamo di non prendere l'imbarcata, Eccola là. Mamma mia, era un cazzotto, mi ricominciavi a McTominay. Non ho capito l'ingresso di Juan Jesus, ci deve essere qualcosa che non capisco. Cioè, ho capito che siamo passati a 3 o nemmeno, perché poi è Buongiorno che ha ammonito. Ok, sembra un 4-4-2. Ancora fallo di Buongiorno proprio non ha recuperato ancora, per niente. 4-4-2 con centrocampo Politano, Anghissà, De Bruyne, Lang, con McTominay vicino a Lucca in fase difensiva ovviamente. Vai McTominay, vai. Bravo. Ancora. Lang! Adesso ci stanno umiliando col palleggio, Ci stanno umiliando. Mamma mia, Juan Jesus. Mamma mia, che sa mangiare chi ster 4-1. Ci fanno a fettine. Ci hanno fatto a fettine. Tiro bloccato, ci fanno a fettine. Aia. No, ma questo Juan Jesus centro-destra non me lo riesco proprio a spiegare. Cioè, posso pensare, se stai a 3, che Juan Jesus centrale possa essere meglio in fase di impostazione o guarda. Quasi. Palo. Stanno cantando un giorno all'improvviso. Un po' di orgoglio. Dai Lang, non la perdere pure tu. No, non ci credo. Ce l'ha tolta a De Bruyne. Ce l'ha tolta a De Bruyne.
No, Lang, quell'altro, penso McTominay, ma ricordo. Ci stanno colpendo, ci stanno prendendo a pallonate. Bravo Lang, non chiuderla. Bravo Kevin. Vai Neres, dai, bravo. Ma un poco meglio st'ultimo passaggio. Ma come siamo diventati scarsi, proprio anche tecnicamente. Bravo Luke. Gli dai il rosso! Non puoi fare così, è proprio da regolamento. Poi Luke sta dicendo, io ti ho detto che l'ha preso lui con la testa. I piccioni problematici, quelli là che sono anche permalosi, non li puoi sopportare. Di Lorenzo non lo giustifica nemmeno, cioè non lo difende nemmeno. Sta là, dice, vabbè, lo so cosa hai detto. Statevi bene. Tra l'altro io per la Champions la differenza è importante, Non disunitevi, non prendete imbarcate perché è importante. Mamma mia, man! Mamma mia, man! Wow! Questo era il giocatore che a Parma doveva fare i fossi a terra. Lang, a fase difensiva Lang. Pure Milinkovic-Savic. Adesso vediamo un attimo questo tiro. Sì, magari non l'ha visto partire, però. Cioè, umiliati. Umiliante. Maronna, miei poveri tifosi veramente in trasferta. Mamma mia, facite venire niente, non fatevi provocare, che è una partita di calcio. Anche so, maronna mia, che leziosità. Perisic a 70 anni ha fatto quello che voleva lui su quella fascia. Ha segnato! Chi ha segnato? McTominay, Nadal! Ma è importante per la differenza reti, non scherzate. È importante anche per lui. Feeling col gol non l'ha perso. Eppure fatto i calci d'angolo e magari ci hanno sbloccato. Vabbè, e dai però. Chi è? Pepi? Pepi? Antonio, Pepi, Antonio. Di Lorenzo proprio. La difesa di Antonio Conte. 6? Il sesto. Questa entra nella storia europea di una squadra che in Europa non ha tanta storia. 6-2. Vedete anche chissà come alza di nuovo le mani e non fa fallo. Cioè, a un certo punto, quando tu cominci a prendere le bastonate, devi anche entrare nelle gambe e dire basta così. E là è questione di amor proprio. Si danno le colpe a Conte, tutto quello che vuoi tu, ma serve l'amor proprio di alcuni calciatori che non ce l'hanno e non se ne fottono proprio. Perché poi si arriva al limite. Ti fai prendere per il culo così, con i passaggi. Mamma mia. Ancora, arriviamo a 7. Arriviamo a quei record della Roma e delle cose. Vai. Questo vale per chi ha sfottuto l'Inter col PSG. Un poco troppo. 4 minuti e qua servirebbe Simone Inzaghi che dire non me li dare i minuti di recupero. Mi sono appena reso conto di cosa si dirà in città. Uscire subito dalla Champions per concentrarsi sul campionato. Conte non gestisce il doppio impegno, tanto vale. E quando cresciamo? Quello già si diceva a prescindere per il Napoli. Figurati con Conte che c'ha pure la sua storia di effettivamente di non saperlo reggere il doppio impegno. Dai, rigore? No? Signor arbitro fischia, dai, che dovevo andare live e adesso chissà chi se la vede questa reaction. Record di visualizzazioni dei tifosi avversari. L'abbiamo fatto penso oggi. Non mi ricordo una sconfitta così pesante. Mi aiutate voi nei commenti se ricordate una cosa più pesante di questa, proprio a livello proprio di numeri, di umiliazione proprio seria. Ce ne sono state nell'annata tragica sicuramente, ma così diventa veramente tosta. E l'unica è battere l'Inter. È l'unica cosa, altrimenti si apre una voragine, una crisi senza dubbio. E con l'Inter ci sta pure perdere, però si apre e chi la chiude più. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Male.